Amici bellini, fatemi spostare. Ok, tutto a posto. Amici bellini, volevo fare il top e flop, volevo fare il pagellone, ma prima di fare il pagellone del Napoli, che tutte le trasmissioni già hanno fatto, sono volati voti interessanti, devo dire la verità, che subito noi lo contesteremo e diremo la nostra. Non mi sembra il caso, perché dobbiamo aspettare l'ultima partita della stagione, che dentro di noi speriamo non sia l'ultima, però allo stato attuale delle cose pare sia l'ultima, perché ragazzi dobbiamo convincerci che è difficile, che con tutti gli effettivi al 110% comunque non basterebbe. Se loro ingarano la partita, se i singoli indovinano le giocate del Barcellona, c'è poco da fare col campo così largo. A proposito, visto che ci troviamo, visto che voi certe cose le avete scoperte qua, facciamo un attimo una chiosa, perché almeno la soddisfazione l'abbiamo avuta. Lancio un filmato. Non dimentichiamo che il Camp Nou è un campo enorme, enorme. L'amico Valerio Fluido, che ringrazio e mi sta scrivendo in questo momento, come spesso fa, da New York, mi seguono tutti nel Caffè Napoli 1926, addirittura dice mi vogliono bene, quindi ringrazio tutti gli amici del Caffè Napoli 1926 di New York e Valerio in particolar modo. Però Valerio mi dà questa, si è andato a informare, verificato, ha ragione lui, e quindi attenzione, notizia che per chi non la sa, e molti non la sanno ancora, ha del clamoroso: non è vero che il Camp Nou è il più grande, è il più largo, è il più lungo. Era così, poi invece si sono rifatte le linee a terra, si sono rimesse, ed attualmente il Camp Nou è 105,68, mentre il San Paolo è 110,68, quindi crolla un mito che molti abbiamo portato avanti per anni. Invece non è più così, non è più lo stadio è uguale in larghezza, ma addirittura è meno lungo, ed era una volontà barcelloniana e poi portata negli anni davanti, portata per il primo da Cruyff e poi portata avanti per anni, però poi negli ultimi anni l'hanno tolta da mezzo, non ci sta, l'UEFA li ha costretti, sì, questa è l'informazione che mi dà Valerio. Con misurazione esatta dobbiamo dire che non c'è più questo Camp Nou lungo e più largo. E insomma, avete visto che alla fine il buon Paolo, quando riceve un messaggio, è stato carino, ci ha dato soddisfazione, e andiamo avanti. Io sarò sempre il paladino dell'informazione, finché c'è tempo si fa. Ma quello di cui volevo parlare oggi è questa roba qua. La Lega Serie A, come sapete, loro hanno cominciato questa nuova cosa degli awards dei migliori giocatori, l'hanno cominciata l'anno scorso. E l'anno scorso, ricordiamo, Koulibaly prese la toppa del miglior giocatore, del miglior difensore, meritatissimo ovviamente. E poi ci furono cose strane, Milinkovic-Savic che non fece un'ottima stagione, lo sapete quanto io lo adoro, ma non fece assolutamente un'ottima stagione, prese la toppa del miglior centrocampista. Quindi questi voti mi sembrano un po' dati alla cazzo, di cane. Però ci sono alcuni che non contesto e altri che mi sembrano potevano essere diversi. Miglior portiere, per esempio, Szczesny. Non è una cosa contro la Juve, vi voglio premetterlo, perché sì, è la squadra che ha vinto il campionato, ma non mi sembra abbia fatto straordinari miracoli oppure abbia dato continuità, clean sheet, eccetera eccetera. La Juve quest'anno non ci è piaciuta in difesa, non ci è piaciuta a livello, non è quella squadra solidissima che non prende mai gol. Quindi questa scelta di Szczesny è la prima che io contesto e non capisco. Quando un portiere come Gollì, io non lo dico, in questi voti non c'è nessun giocatore del Napoli, perché quest'anno nessuno merita una palma di miglior giocatore della Serie A, non ci siamo comportati bene. E quindi un Gollini, per esempio, che ha fatto cose straordinarie con l'Atalanta, lo stesso Donnarumma, che devi ricordare anche la giovane età e la capacità di essere decisivo molto spesso. Ti fa la papera, come tutti i portieri di talento fanno la papera. Lo stesso Szczesny fa le papere, lo stesso Meret fa la papera. La papera ci sta, mi è caduta la penna. La papera la devi mettere in considerazione quando sei un portiere di talento, perché anche c'è la follia del portiere. Però per me Donnarumma, per esempio, dopo il lockdown ha fatto un ottimo campionato, testimonia anche il buon campionato finale che ha fatto il Milan, e si vede dai numeri del girone di ritorno e dei numeri del girone
del mini girone post lockdown. Passiamo ai difensori. De Vrij, non ho guardato molte partite dell'Inter, ma non mi è sembrato, non lo so, poi voi mi potrete smentire se ci sono tifosi delle altre squadre che hanno seguito di più. De Vrij miglior difensore? Non lo so, io ho visto un Kumbulla molto eccezionale, che ancora più di Ramani, questo per tornare al discorso che non sono i giocatori nostri. Kumbulla mi sembra così. Vogliamo parlare di Gosens, lo devi considerare difensore? Forse se lo puoi considerare centrocampista allora sì, però se lo consideri difensore, come sta scritto su Wikipedia e come tutti i fantacalcio sanno, Gosens ha fatto meglio di De Vrij, non lo so, lo stesso Ramani, ma non fa niente, non diciamo i giocatori del Napoli. Quindi su queste cose qua non mi trovo molto d'accordo. Poi oddio, loro utilizzano delle statistiche particolari dell'Opta, a volte lasciano il tempo che trovano, ma non lo so, posso non essere d'accordo? Sì, posso. La bellezza del calcio è anche questo, che per esempio sulla questione Gattuso dovevi togliere Insigne eccetera eccetera, qualcuno è d'accordo con me, altri no, ma è giusto così. Non troviamo un punto d'incontro sulle cose dentro o fuori, e chi ha detto lo doveva togliere ha anche ragione lui, e io secondo me è stata una cosa sfortunata, perché dall'altro si è fatto male da solo, non i calcioni che ha preso Mertens o Lozano, si è fatto male Ulisse, quindi sfortuna per quanto mi riguarda. Andando avanti, il centrocampista secondo me è meritato Gomez, anche perché ha cambiato proprio ruolo, ha giocato molto più indietro, ha fatto quasi il regista, poi te lo trovavi avanti a concludere, assist, te lo trovavi anche in difesa a coprire. Ragazzi, mi ricordo una copertura che fece contro di noi, bella e buona, è spuntato Gomez e l'ha messa in calcio da una roba, veramente ha fatto un campionato straordinario e lui secondo me lo merita. Come merita l'attaccante ovviamente Immobile, perché i 36 gol sono 36 gol, rigori o meno, anche perché tu i rigori, noi lo sappiamo bene, li devi segnare, perché a volte te li danno e non li segni. Lui è stato molto freddo per tutta la stagione e merita di essere considerato il miglior attaccante della stagione. Per quanto riguarda Kulusevski, miglior giovane, sì, anche se mi puzza un po' di, sai, l'acquisto della Juventus, miglior giovane, sì, avendo 20 anni lo capisco e hai un impatto così, però non dobbiamo dimenticare il 21enne Barro, che ha fatto un ottimo impatto nel Bologna, di proprietà dell'Atalanta. Chissà se tornerà all'Atalanta o se il Bologna lo proverà a trattenerlo. Lo stesso Boga, che su cui abbiamo messo gli occhi addosso, secondo me è un giovane, sì, 23 anni, ma 23 anni lo devi considerare ancora giovane, è uno che ha un futuro davanti e deve ancora esplodere, probabilmente ha molto potenziale. E Boga mi è sembrato anche più importante nel ruolo del Sassuolo rispetto a Kulusevski. Parma ha fatto un campionato comunque abbastanza anonimo, non lo so, lascia il tempo che trova. Vanno menzionati Luis Alberto come tra i centrocampisti, però per me, ripeto, Gomez lo merita. E poi Dybala come miglior giocatore di più grande valore, the most valuable player. Ci sta, secondo me, perché Dybala alla fine della fiera ha vinto il campionato da solo. Nel post lockdown la Juventus non è scesa in campo, ha fatto 8 punti nelle ultime 8 gare. Se non fosse stato per Dybala, che ha risolto alcune partite letteralmente da solo con invenzioni geniali, la Juventus è finita a un punto dall'Inter. Ragazzi, è una roba vergognosa. Poi si sa, magari se non lo avessero vinto a 2 giornate dalla fine, le ultime 2 partite le avrebbero giocate toste e quindi magari le avrebbero vinte, non avrebbero lasciato punti a caso per strada. Però Dybala secondo me merita questo award in questo caso, perché l'ha vinta da sola, proprio a testimoniare che la storia di Sarri del gioco collettivo è stata completamente abdicata a favore della fantasia dei singoli, che a un certo punto nelle problematiche di una squadra che non era ben legata tra i reparti, che ha avuto anche dei problemi di rosa perché tutti se ne dovevano andare, qualcuno è rimasto, qualcuno si è riscattato, ma centravanti è mancato Higuain, un macello con questi falsi 9. A un certo punto l'hanno risolta i singoli, a volte Ronaldo, a volte Dybala, e merita Dybala secondo me anche molto più di Ronaldo per l'impatto che ha avuto sulla Serie A. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Voi mi dovete far sapere sotto nei commenti se ritenete che ognuno di questi ruoli potesse essere stato, avrebbe potuto essere stato, è complicato
complicato in italiano, però più meritevole di questo award. E mi raccomando, lasciate sempre un like, lasciate sempre un subscribe, i numeri salgono, ma siamo ancora lentini, perché lo so che molti di voi guardano, vabbè, guardate, ciao, fatelo per me, fatelo per me, fatelo per me. Citazione di Totò: fatelo per me, fallo paese. No, questo era Edoardo, sì, perché questo era Edoardo nella Santarella. Sapere tutto sul Barcellona e quel che sta accadendo in casa catalana. Abbiamo con noi l'ottimo Moschella. Buongiorno Ottimo. a te. Ciao Peppe, buongiorno. E allora, ottimo collega, che succede intanto a Barcellona? Perché noi siamo estremamente preoccupati anche dal punto di vista dell'andamento pandemico e di quello che sta appunto funestando in questo momento la capitale catalana. Guarda, il trend dell'ultima settimana a livello di contagi è comunque fiducioso, nel senso che si sono leggermente abbassati i contagi